Si scrive lockdown, si legge confinamento, isolamento, aziende chiuse. Ma i dati del Veneto sull'emergenza coronavirus potrebbero rappresentare la base per un'apertura anzitempo del lockdown imposto alle attività produttive. Io vorrei ricordare che noi non siamo più in lockdown. Abbiamo un mezzo lockdown oggi, no? E vedete le strade. Perché la politica delle deroghe con i prefetti e con il silenzio assenso ha dato modo a molti di poter ripartire. Però, dal punto di vista scientifico, prendiamo atto che noi non siamo in lockdown. Il lockdown è un'altra roba. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, io poi non vi so dire se ci sarà una recrudescenza. Ecco quindi la proposta del presidente Zaia di aprire in via sperimentale alcune aziende del Veneto. Chiedo anche, ma perché non si dà la possibilità di partire in maniera sperimentale prima del 3 maggio, già con un pacchetto di aziende, fra virgolette, virtuose che si mettono a disposizione per testare anche un modello di chiusura, diciamo, di interruzione del lockdown seria. In quest'ottica diventa indispensabile l'avallo da parte della scienza e di chi sta studiando l'epidemia. Ne ha parlato assolutamente in maniera autorevole il professor Crisanti come esperto di microbiologia, diciamo, di analisi e quant'altro. Penso che, ad esempio, darci questa possibilità come ragioni è quello che noi chiediamo.